Erano intervenuti per verificare un allaccio abusivo alla linea elettiva insieme ai tecnici dell'Enel, ma hanno trovato una piantagione di marijuana. La scoperta degli agenti del commissariato Zisa Borgonuovo, che hanno sequestrato un garage in via Rosso di San Secondo. Ad insospettire gli agenti è stato proprio il cavo che dall'allaccio abusivo conduceva fino al box. Non riuscendo a rintracciare i proprietari, i poliziotti sono entrati nel locale, trovandosi davanti a una vera e propria serra per la coltivazione di droga, realizzata in 2 stanze in fondo al locale, illuminate a giorno. Le stanze erano protette da 2 porte, in ciascuna di esse c'era una piccola serra contenente 15 piante di marijuana, dotata dei sistemi necessari a garantire la crescita delle piantine. La denuncia è scattata per un cinquantenne che aveva la disponibilità del box. Deve adesso rispondere di furto aggravato e produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.